Quando saranno inventate le navi per attraversare il vuoto delle stelle, vi saranno anche uomini che si faranno avanti per pilotarle, disse Keplero, l'astronomo tedesco che più di 4 secoli fa contribuì a far capire agli uomini quali sono le leggi che un giorno avrebbero permesso a navi celesti di salpare da un porto spaziale alla volta del cielo. Nel 1969 la nave è pronta. Si chiama Apollo 11. Fra i 3 miliardi e 500 milioni di uomini viventi sulla Terra, 3 sono prescelti per effettuare il primo viaggio sulla Luna. Sono Michael Collins, 38 anni, pilota del modulo di servizio; Neil Armstrong, 38 anni, comandante della missione e primo uomo a scendere sulla Luna; e Buzz Aldrin, pilota del modulo lunare. In tutta la storia delle esplorazioni, nessuna spedizione fu studiata e preparata con la cura di Apollo 11. Ora finalmente inizia il volo, non uno dei soliti lanci. Questa è l'Odissea lunare che parte per portare degli uomini sulla Luna. È il culmine di un decennio di lavoro e di decine di missioni preparatorie. Il mondo intero attende ansiosamente la partenza. Still go with Apollo 11. 30 seconds and counting. Astronauts report it feels good. T-minus 25 seconds. 20 seconds and counting. T-minus 15 seconds. Guidance is internal. 12, 11, 10, 9. Ignition sequence start. 6. Ecco, sono le 9:32 ora locale. Il Saturno 5, alto 110 metri e avvolto da fiamme arancio e fumo, un'enorme quantità di fumo. Lentamente, quasi spinto da mani ciclopiche, il veicolo spaziale, pesa 3.817 tonnellate, lotta per vincere la gravità terrestre. Finalmente supera la torre d'acciaio della rampa di lancio 39A per gettarsi nel cielo azzurro sopra l'Oceano Atlantico. Dopo il primo stadio si stacca l'anello di congiunzione con il secondo. Tutto funziona alla perfezione. L'estrazione del modulo lunare dal terzo stadio è l'operazione più complessa durante la prima fase di volo. L'Apollo deve agganciarsi al ragno d'acciaio, tenerselo ben stretto e iniziare con esso il viaggio verso la Luna. Un'operazione già provata dagli uomini di Apollo 10, più o meno alla stessa distanza dalla Terra. E questo dà fiducia ai 3 di Apollo 11. Una fiducia compensata dal buon esito dell'operazione. A questo punto della missione, per Armstrong, Collins e Aldrin rimane ben poco da fare. E questo sino al terzo giorno di viaggio. Quando si trovano a 3/4 del percorso, gli astronauti compiono un'ispezione televisiva del modulo lunare. Aprono il boccaporto del Columbia, questo è il nome della capsula di comando dell'Apollo, e strisciano verso l'Aquila, il modulo lunare, il LEM. La trasmissione in diretta dura 1 ora e 36 minuti. È una delle più appassionanti mai giunte dallo spazio. Ma ora è il momento di andarsene. È il momento di lasciare Columbia per scendere sulla Luna, che da sempre aspetta l'uomo. Roger, Eagle, contact. Roger, how does it look? Eagle has wings. Roger. Eagle ha messo le ali, dicono gli astronauti. La discesa sta per iniziare. Mai si era usato tanto. Controllers, go for landing. Retro. Go. Fido. Go. Guidance. Go. Control. Go. Telcom. Go. GNC. Go. Ecom. Go. Surgeon. Go. Capcom, we're go for landing. Altitude 4200. Houston, you're go for landing, over. Roger, understand. Go for landing. 3,000 feet. You're looking great. How you doing, Control? We look good here, Fido. How about you, Telcom? Go. Guidance, you happy? Go. Fido. Go. 2,000 feet. 2,000 feet. Into the ag, 47. Armstrong usa una leva alla sua destra che gli dà modo di inclinare, rallentare o accelerare il veicolo in fase di discesa. C'è un grosso cratere sotto di lui. C'è il pericolo che possa finirvi dentro. 1201. Roger, 1201 alarm. 1201 alarm. Same type, we're go, flight. Okay, we're go. We're go, same type, we're go. Altitude 1600. Eagle looking great. Roger, 1202, we copy it. 35 degrees, 750, coming down to 23.
540 feet and at 15. 10 and 50 feet down at 4. Altitude, velocity light. 3.5 down, 220 feet. 11 forward, coming down nicely, 200 feet. 4.5 down, 5.5 down. 100 feet, 3.5 down, 9 forward. Okay, 75 feet. That's looking good, down a half. 6 forward. 60 seconds. Lights on, forward. Forward. A questo punto rimangono solo 30 secondi di carburante. Great shadow. 4 forward, drift into the right a little. 30 seconds. Forward, drift. Contact light. Okay, engine stop. We copy you down, Eagle. Houston, Tranquility Base here. The Eagle has landed. Houston, l'Aquila è atterrata. Sono le 4:56 di un mattino d'estate. Neil Armstrong sta per compiere il passo che lo farà entrare nella storia. Dall'ultimo piolo della scaletta di approdo sta per porre il piede sinistro sulla polvere lunare ed imprimere la prima orma umana su un altro corpo celeste. Roger, we copy. Pretty good little jump. I'm at the foot of the ladder. The LEM footbeds are only depressed in the surface about 1 or 2 inches, although the surface appears to be very, very fine-grained as you get close to it. It's almost like a powder. Ground mass is very fine. I'm going to step off the LEM. That's one small step for man, one giant leap for mankind. Un piccolo passo per un uomo, ma un balzo gigantesco per l'umanità. Sono queste le parole del primo uomo sceso su un altro mondo che passano alla storia. It's different, but it's very pretty out here. Getting a TV picture now, Houston? Neil, yes, we are getting a TV picture. You're in our field of view now. Okay, ready for me to come out? All set. Dopo 19 minuti, anche Buzz Aldrin si avventura sul suolo lunare. Sembra più timoroso di Armstrong. I'm gonna leave that 1 foot up there and both hands down about the 4th rung up. There you go. Okay, now I think I'll do the same. Una volta sceso, preferisce provare il salto per tornare sul primo gradino. Ce la farò? Pensa l'astronauta con questa tuta addosso? Meglio esserne certi. Beautiful view. Isn't that something? Magnificent sight out here. Magnificent desolation. Is very, very fine powder, isn't it? Isn't it fine? Hey, Neil, didn't I say we might see some purple rocks? Find the purple rocks? Yep. Very small, sparkly fragments. Ma qual è l'aspetto di questo nuovo mondo, di questa nuova frontiera dello spazio varcata dall'uomo in così pochi anni? Gli astronauti osservano una terra desolata e brulla, ma stranamente bella. È l'ora in cui sta spuntando il giorno sul mare della tranquillità e le ombre si allungano nette sul suolo lunare. Una magnifica desolazione, una selvaggia distesa, dicono gli astronauti. Mentre i telespettatori osservano emozionati, in riverente stupore, le immagini che giungono dalla Luna, gli astronauti dispiegano la bandiera americana, che mai come in questo momento rappresenta quella dell'umanità intera. Il presidente Nixon, che si collega con gli astronauti, dice: «Grazie alla vostra impresa, i cieli sono diventati parte del mondo dell'uomo e poiché ci parlate dal mare della tranquillità, vedremo di raddoppiare i nostri sforzi per portare pace e tranquillità alla Terra». Subito dopo gli astronauti si avventurano nelle immediate vicinanze del modulo lunare, trovando l'ambiente relativamente praticabile. Muoversi lassù è abbastanza facile, nonostante la voluminosa tuta spaziale bianca e il pesante zaino sulle spalle. Gli astronauti scoprono che camminare e lavorare sulla Luna è meno disagevole del previsto. Ad un certo punto Armstrong riferisce che è addirittura comodissimo.
Poi, dopo 2 ore e 21 minuti di passeggiata, durante la quale raccolgono campioni di rocce e polvere e depositano una serie di strumenti scientifici, per gli astronauti giunge l'ora del ritorno. Also, I'm looking at one now that appears to have some sort of phenocryst. Eagle lascia la Luna sfruttando la parte inferiore come base di lancio, mentre la parte superiore del modulo, con gli uomini a bordo, sale verso il Columbia che li aspetta in orbita. La Terra, intanto, sorge all'orizzonte e mai come in questi istanti è tanto desiderata dagli astronauti. A bordo del Columbia, ad attenderli, c'è Collins. Nessun uomo ha mai conosciuto la solitudine come lui, soprattutto durante i 47 minuti che trascorreva ad ogni orbita dietro la Luna, là dove nessuno poteva ascoltarlo. Ma ora ci vuole concentrazione. Armstrong e Aldrin compiono una serie di manovre per portare il modulo lunare sulla stessa linea dell'Apollo. Un errore potrebbe far fallire il docking e per i 2 uomini della Luna non ci sarebbe più nulla da fare. Ma anche in questo caso tutto è stato calcolato con precisione. Il viaggio di ritorno è ordinaria amministrazione e ciò che rimane del Saturno 5, una navicella alta poco più di 3 metri, ammara nelle acque a 1500 km a sud-ovest delle Hawaii. Gli astronauti sono sani e salvi. Stiamo ottimamente tutti e 3, dicono dall'Apollo. Fate con calma. L'ammaraggio avviene 1 minuto prima dell'ora programmata dal piano di volo originale. Gli uomini rana si tuffano dagli elicotteri per estrarre gli astronauti dalla navicella e non appena il boccaporto è aperto, vengono passati gli indumenti speciali per l'isolamento biologico previsto dal programma di quarantena, allo scopo di eliminare ogni possibile contaminazione da eventuali organismi lunari. Poi i 3 uomini della Luna vengono issati a bordo degli elicotteri attraverso un verricello. L'ultima suspense del lungo viaggio. Pochi minuti e si ritrovano sulla portaerei americana Hornet, incaricata del recupero, che attende Armstrong, Aldrin e Collins a 18 km di distanza. Ma i festeggiamenti sono ridotti al minimo. Devono velocemente isolarsi da tutti. Gli astronauti dovranno rimanere in quarantena, isolati dal resto del mondo, dapprima all'interno di questo modulo e poi in un edificio. Bisogna avere la certezza che non siano stati contaminati da qualche batterio extraterrestre. Le strette di mano, gli abbracci alle mogli e ai figli devono attendere per quasi 3 settimane. La storia dell'Apollo 11 è terminata, ma come ebbe a dire Aldrin sul suo diario, la storia vera dell'Apollo 11 non è incominciata con il conto alla rovescia, bensì in un giorno remoto, il giorno in cui l'uomo, per la prima volta, alzò gli occhi meravigliati a guardare il disco della Luna.